Scrivere per sopravvivere, scrivere per lasciare un segno, scrivere per ricordarsi che non è finita, no, non è finita. Tommaso lo sa bene, per questo scrive ogni giorno con passione, scrive nel cuore della notte con tenacia, stringe forte la sua penna, gli basta un foglio per sognare. Tommaso legge e scrive, scrive la sua storia che resterà. Testa alta, sguardo fiero, Tommaso sogna una vita migliore per la quale lotta, studia lettere moderne, lo fa con passione, non può sprecare mica già questa occasione. Vuole fare lo scrittore nei suoi racconti, ci mette dentro le sue esperienze e i suoi incontri, si autopubblica, investe tutti i suoi risparmi, rimane puro in questo mondo pieno di vigliacchi. Adora Svevo Pirandello, Garcia Lorca, quando legge del male che ha dentro si scorda. La sua forza viene da queste letture che gli consentono di non pensare alle paure. Giornate crude, giornate terribili, a farne le spese sono le persone più sensibili. Ricordi vividi, Tommaso li protegge, vuole tramutare in gioie le sue sofferenze. Tommaso scrive la sua storia, lo fa con amore, non si risparmia, lo fa con grinta ed edizione. La storia di Tommaso è quella di un sognatore che non demorde e che non cede al dolore. Tommaso scrive la sua storia, lo fa con amore, non si risparmia, lo fa con grinta ed edizione. La storia di Tommaso è quella di un sognatore che non demorde e che non cede al dolore. Tommaso non cede al dolore, è un combattente, lui è diverso da tutta questa triste gente. Non gli interessano discoteche, aperitivi, si tiene stretto i suoi pochi ma veri amici. Tommaso pensa al padre Giorgio che fa il muratore, i suoi insegnamenti hanno un immenso valore. La fatica non è mai sprecata e anche la più piccola cosa va conquistata. Tommaso dopo le lezioni va in ristorante, lavora tutte le sere, il mestiere sfiancante. Tra una pausa e l'altra annota sensazioni, il suo taccuino contiene le sue emozioni. Tommaso torna a casa tarda notte con la penna in mano, lui sfida la sorte, non vuole omologarsi, vuole andare oltre. Ciò che scrive sarà più forte della morte. Tommaso scrive la sua storia, lo fa con amore, non si risparmia, lo fa con grinta ed edizione. La storia di Tommaso è quella di un sognatore che non demorde e che non cede al dolore. Tommaso scrive la sua storia, lo fa con amore, non si risparmia, lo fa con grinta ed edizione. La storia di Tommaso è quella di un sognatore che non demorde e che non cede al dolore.